Nei giorni scorsi un ospite di una struttura ricettiva di Sottomarina si era ritrovato una multa sul parabrezza ed essendo straniero aveva chiesto alla gestrice dell'albergo dove era ospitato spiegazioni sulla multa ricevuta. All'albergatrice quella multa è apparsa subito strana e ha chiesto spiegazioni alle forze dell'ordine che le hanno confermato che si tratta di una truffa, evidenziata dalla presenza di un QR code e dal pagamento da eseguire tramite PayPal. La polizia locale di Chioggia ha quindi informato la Procura della Repubblica di Venezia e ha avviato indagini per i reati di truffa aggravata e uso di atto falso. Chi truffa lo fa nei confronti dei turisti stranieri utilizzando falsi verbali in cui vengono contestate fantomatiche violazioni del codice della strada. I verbali presentano come intestazione Corpo di Polizia Locale Intercomunale del Veneto, ente che non esiste, e riportano un QR code che indirizza un conto PayPal sul cui intestatario ora sono in corso indagini. Per tutelare la clientela straniera, la Polizia Locale invita quindi i gestori delle strutture ricettive di informare della possibile truffa e di avvisare eventuali episodi. In caso di dubbio, consigliano inoltre di chiedere direttamente al comando di polizia locale.